La notizia dei casi positivi fra pazienti e ospiti della casa di riposo di Cartigliano è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese e il sindaco, l'onorevole Germano Racchella, si dice molto addolorato per quel che sta succedendo nella residenza per anziani. Spiace perché da quando è scoppiata la pandemia, grazie all'attenzione rigorosa nel seguire la normativa anti-Covid da parte di tutto il personale, fino ad ora non si era verificato nessun caso tra gli ospiti. Per ora la situazione è sotto controllo e la copertura vaccinale di molte delle persone coinvolte nel focolaio potrebbe rivelarsi fondamentale per la gestione dell'emergenza. La nostra fortuna è che quasi tutti, a parte uno, sono vaccinati, dunque risultano asintomatici. Comune e ULS 7 Pedemontana lavorano a stretto contatto per la verifica continua della situazione e dello stato di salute degli anziani e degli operatori coinvolti, ma anche delle loro famiglie. Naturalmente tutti i familiari degli ospiti sono stati avvisati e invitati a eseguire il tampone. Mi auguro che passi in fretta questa emergenza e ringrazio tutto il personale, i dirigenti e il consiglio di amministrazione per la scrupolosità con cui sta affrontando questo momento e per quanto fatto con professionalità fino ad oggi.